Durante la conferenza stampa che lo separerà definitivamente dalla Roma, Francesco Totti annuncia di avere provato a contattare Antonio Conte per la panchina giallorossa. Tutte le cose che ha descritto, chi più e chi meno, l'unico allenatore che ho chiamato, che ho sentito, è Antonio Conte. Mihajlovic, De Zerbi, Gattuso, Gasperini, non gli ho mandato mai un messaggio e mai chiamate, mai successo. Io ho fatto parlare, ho sentito, ho ascoltato, una persona ho chiamato, Antonio Conte, basta, e il resto tutta fantascienza. Perciò che mi fanno passare per quello che ho chiamato Gattuso, mai chiamato. Quello che tutti mi hanno detto di no, e l'unico che non ho chiamato è Fonseca, che poi hanno fatto. Io per stupido non ci passo, perché questa è una precisazione che volevo fare. Tutte le cose che dicono, fa, dice, è l'1%, anzi questo è 0% di verità. Il club è estremamente amareggiato nell'apprendere che Francesco Totti ha annunciato di lasciare la società e di non assumere la posizione di direttore tecnico. Inizia così il comunicato con cui la Roma ha voluto rispondere alla conferenza stampa di addio di Francesco Totti. Frasi al veleno quelle pronunciate dall'ex storico capitano giallorosso che dopo una parentesi in società ha deciso di lasciare. Eravamo pronti a essere pazienti con Francesco e ad aiutarlo a mettere in pratica questa trasformazione da grande calciatore a grande dirigente, spiega il club in una nota che prosegue. Il ruolo di direttore tecnico è la carica in cui credevamo potesse crescere e in cui ci siamo proposti di supportarlo durante la fase di adattamento. Secondo i dirigenti la percezione dei fatti spiegata da Totti è fantasiosa e fuori dalla realtà riguardo i ripetuti riferimenti al suo possibile ritorno con l'insediamento di una nuova proprietà, avvisa la Roma. Ci auguriamo che questa non sia un'anticipazione inopportuna di un tentativo di acquisizione. Annunciato l'arrivo di Maurizio Sarri come allenatore, la Juventus può tornare a concentrarsi sul mercato calciatori per offrire al nuovo tecnico una rosa in grado di lottare per scudetto e Champions League. Sono tre i principali obiettivi di Fabio Paratici. Il primo è Mauro Icardi. L'Inter chiede lo scambio con Paulo Dybala, ma la Gioia non sembra convinto dal progetto nerazzurro e vorrebbe provare a rilanciarsi con Sarri o tentare l'esperienza all'estero. In attacco potrebbe arrivare anche Federico Chiesa. L'accordo con il talento viola c'è già, sulla base di 5 milioni l'anno. Resta da convincere il nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso. Infine, per il centrocampo, si punta a Sergej Milinkovic-Savic. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sembra aver aperto qualche spiraglio alla cessione. Le intenzioni di Paul Pogba sono chiare. Il calciatore vuole lasciare Manchester. Lo United però non intende privarsene, ma il Real Madrid ci proverà. Le dichiarazioni rilasciate dal 26enne centrocampista non sono passate inosservate ed il suo malcontento ha fatto sì che si scatenassero i rumors di mercato. In Inghilterra assicurano che i Red Devils non si aspettano di vedere il giocatore con un'altra maglia nella prossima stagione, ma tra Francia e Spagna le sensazioni sono nettamente diverse. Il Real Madrid cercherà di evitare lo scontro con le altre big d'Europa, visti tanti investimenti fatti da Florentino Perez fino a questo momento. Secondo l'Equipe, i Blancos non vorrebbero spingersi oltre i 120 milioni di euro. Il quotidiano transalpino non esclude la Juventus che, rispetto a Perez, vanta una corsia preferenziale con Raiola ed inoltre sarebbe più propensa ad assecondare le richieste di ingaggio del Polpo, mentre il Real non avrebbe grande voglia di dare all'ex bianconero i 15 milioni a stagione che risparmierebbe con l'eventuale addio di Gareth Bale. Per entrambe le pretendenti comunque i tempi sono stretti. Il mercato in entrata della Premier League si chiude l'8 agosto e dentro quella data lo United dovrebbe avere in mano anche l'eventuale sostituto di Pogba. Per AS comunque il calciatore avrebbe dato la priorità al Real, ma sarà complicato, rivela una fonte vicina al francese, perché l'operazione potrebbe andare per le lunghe.